È stata una battaglia, diciamo, è stata a mio avviso pure una buona partita, lo sapevamo, alla vigilia, diciamo, siamo venuti che eravamo 14 persone con un portiere soltanto, avevamo un po' di difficoltà, siamo venuti ugualmente per giocarci la partita senza arrendere le armi. E la partita, ovviamente, poi quando vieni fai quei sacrifici, lasci il lavoro, arrivi qua, sicuramente c'è stato un errore, cioè, si è commesso un errore, non so se ha sbagliato l'arbitro, abbiamo sbagliato noi. Una partita giocata per 90 minuti, diciamo in 10, perché ci butta l'unico portiere fuori, l'arbitro per noi è un'impresa e siamo contenti. L'obiettivo nostro fondamentale è quello della salvezza, è ovvio che siamo partiti per salvarci, non possiamo chiedere altro. Siamo sicuri che sarà dura fino alla fine perché ci sono squadre attrezzate, è un campionato difficile, anche il Villarosa è una squadra buona, una squadra forte, lotterà fino alla fine, ne sono sicuro, la classifica è corta, però noi non vogliamo mollare, ci vogliamo giocare questo campionato perché ce lo meritiamo, quelli che ci siamo. Purtroppo se qualcuno non ci ha seguito o qualcuno non ha voluto stare con noi, non possiamo fare altro, noi dobbiamo continuare e fare bene fino alla fine. Sicuramente sì, faremo qualcosa in entrata, abbiamo individuato 2 o 3 persone sicuramente. Ci siamo sentiti e diciamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Io non voglio dire non possiamo sbagliare, però è ovvio che ce la dobbiamo meritare pure, e quelli che ci siamo, sicuramente quelli oggi, le 14 persone che hanno dimostrato quella volontà, quella forza, quella caparbietà, quella voglia di pareggiare, perché alla fine se sei in 10 per tutta la partita e lotti fino alla fine e pareggi vuol dire qualcosa c'è. Voglio fare un plauso ai ragazzi che sono stati veramente fantastici, hanno combattuto e complimenti a loro. Ma diciamo che questo è il bello del calcio, perché vieni qua contati, perché giustamente è infrasettimanale, tra problemi di lavoro, tra scuola, tra febbre, purtroppo siamo venuti decimati, gente che è mancata, però chi è stato qui evidentemente ci teneva, ci ha tenuto, crede in questa squadra, in questa maglia, e ha dimostrato oggi quanto valiamo e quanto siamo, diciamo, forti mentalmente, soprattutto perché è una questione anche mentale. Se riusciamo a tenere mentalmente non siamo inferiori a nessuno, l'abbiamo dimostrato oggi con 1000 difficoltà, senza portiere, senza secondo portiere. Però ti ripeto, mi è piaciuta la reazione della squadra, la forza, la grinta, l'unione che abbiamo avuto, non ci siamo disuniti sia quando siamo andati in vantaggio sia sotto di un gol contro una squadra che in casa ha battuto Aspra, ha pareggiato con la Sant'Angiolese, una squadra che si fa rispettare, una squadra forte. Però noi ci siamo e l'abbiamo dimostrato oggi. Ovviamente loro hanno una squadra di qualità, una squadra forte, l'hanno dimostrato, hanno gente di gamba, gente veloce, gente di esperienza. Però noi alla fine ci abbiamo creduto e oggi era la giornata giusta, perché si capiva che c'eravamo, che non mollavamo, anche sotto di un gol, con loro che comunque ovviamente prendevano il sopravvento. Siamo stati bravi a non prendere il 3-1, altrimenti sarebbe finita la partita, e a non rischiare di prendere tiri in porta, perché ovviamente senza portiere non è semplice. Alla fine, secondo me, meritatamente, perché alla fine per me il pareggio è meritato. Abbiamo portato a casa il punto, che per noi è come una vittoria. Ti ripeto, per come è andata la partita, perché non siamo venuti qua per pareggiare, ma siamo venuti per vincere, però per come si era messa il pareggio secondo me è giusto. E i derby sono belli, importanti, il derby dove incontriamo una squadra che era partita con, diciamo, il pronostico non dico di vincere il campionato, ma di arrivare nelle prime 3-4 posizioni, anche perché l'anno scorso hanno fatto i playoff e li hanno pure vinti, quindi adesso sono attualmente, diciamo, un punto dietro noi, però hanno una forza incredibile. Noi giochiamo in casa, recuperiamo forze, questo punto ci dà tanta forza morale, mentale, recuperiamo anche qualche giocatore e sicuramente daremo del filo da torcere a tutti, perché ti ripeto, abbiamo dimostrato oggi che noi ci siamo e daremo tutto per restare nella categoria, che è l'obiettivo che ci ha chiesto la società, e non regaleremo niente a nessuno, e chiunque ci tiene a restare con questa squadra sicuramente darà il massimo.